Carissime amiche e carissimi amici di Nicelo TV Web, un altro ospite illustre rende omaggio al grande museo di Nino Donia. E oggi abbiamo qua fra noi Mister Pino Irera. Nino, un altro grande onore per te. Sì, un'altra ciliegina sulla torta, caro Giuseppe. Sì. Mister, benvenuto a San Pierniceto, benvenuto al Museo del Calcio Siciliano. Lei è una vera istituzione, sia da calciatore, sia da allenatore, ora anche ultimamente da osservatore. Vuol fare un piccolo riassunto della sua gloriosa carriera, sia come allenatore e sia come calciatore? Intanto ringrazio anche questa opportunità di venire qua a vedere una cosa che effettivamente con grandi sacrifici sicuramente avete fatto ed è una cosa importante, perché questa rimarrà per sempre nella storia sia sua che di tutto il paese di San Pierniceto, e quindi vi ringrazio per questo. Poi non so, ormai sono tanto vecchio che ormai ho dimenticato la mia... Ah, impossibile. No, sapete tutti che da calciatore e da allenatore ho iniziato, si può dire, sia prima nel settore giovanile del Messina, poi ho fatto qualche anno a Villafranca, e dove da lì poi sono andato a Trapani, Licata, Modena, Savoia e qualche altra categoria, non mi ricordo, Nardò in Puglia. Dopodiché ho iniziato ad allenare, ci sono stati anni abbastanza formativi per me nei 4 anni che ho fatto a Villafranca. Questi li ricordo con piacere perché, come ripeto, sono stati per me formativi per il resto della carriera. Poi ho avuto l'opportunità di stare in qualche categoria più superiore, Serie B, Serie A, con grandi allenatori. Ho collaborato, ho fatto il secondo e niente, adesso faccio l'osservatore per la Fiorentina. Allora voglio chiedere, per un calciatore è facile emergere al sud, è più facile al nord? Da osservatore cosa nota lei? Ma adesso sicuramente, rispetto agli anni in cui giocavo io, è sicuramente più facile, perché come ci sono io come osservatore, ci sono tanti osservatori di Serie A, Serie B che girano per i campi, che ci sono tanti procuratori che ti portano a spasso per tutta l'Italia a provare in tante squadre, mentre tanti anni fa questo non esisteva, quindi adesso è più facile. Sicuramente non è facile emergere lo stesso, perché il livello dei ragazzi si è alzato, c'è tanta competizione, esistono tante scuole calcio che prima non esistevano, e non so se questo può essere una cosa positiva o negativa, perché all'epoca si giocava per strada, tante capacità si imparavano giocando per strada. Potrei fare tanti esempi, però ripeto, adesso emergere è più facile rispetto a prima, però perché esistono tanti tecnici anche abbastanza bravi che ti possono aiutare nella crescita. C'è qualche giovane, magari qua locale, che sta visionando che potrebbe emergere da proporre alla Fiorentina? C'è qualcosina o... Ma ci sono ragazzi che già siciliani, non dico del luogo, prettamente Nel messinese, dico. Del messinese in questo momento a Firenze non c'è nessuno, però negli ultimi anni ci sono 2 o 3 ragazzi che hanno giocato, anche un buon anno ha giocato per la Fair Play di Messina, e adesso è capitano nella nazionale di categoria. Un altro Majorana è un attaccante che giocava a Siracusa, ed è anche lui nazionale. Ragazzi ce ne sono, però è chiaro che così vasto il territorio che non è facile trovare quello che può fare il caso di
di una categoria o come squadre importanti come Juve, Milan, Fiorentina, Inter. Qua ora al museo ha portato un cimelio per il grande Nino Donia. Lo consegniamo, facciamo vedere cosa ha portato. Ma io Per Nino sarete sicuro contento. mi è rimasto ben poco, però questo che è una tuta che usavo negli allenamenti quando ero al Milano nel Milan con le mie iniziali. Quindi ha ancora più valore. Inquadriamo Questo è l'iniziale. Pino Irera. Quindi questo è ancora. Nino, veramente un cimelio questo, con l'iniziale non è. Grazie, grazie. Poi un pantaloncino pure, originale. Sì, Questo pantaloncino originale. Complimenti. Nino, guarda qua, oggi la gioia è doppia. Oggi che è Uno per avere un grande mister, due per avere questo un pedino io lo della seguivo squadra del sempre cuore. quando era a Milano con Montella. oltretutto da milanista, perciò Doppia gioia. Sì, ma io mi ricordo di sera quando giocavo a Villafranca, vedevo le partite a Villafranca, era un terzino, però allora un terzino marcava l'ala sinistra, ma come giocava lui, l'ala sinistra che marcava a Herrera. Quindi perché era un terzino era moderno, una freccia, un lui terzino e Scappaci, moderno. Uno Scappaci era, purtroppo è malato, ha più una paresi, colpivo mezza persona. me l'hanno detto. Sì, era bravo pure. Si vedeva che era già Herrera, che aveva la strada già Mister, importante. qualche partita da giocatore che è rimasta impressa nel cuore in maniera particolare? ma sicuramente le partite finali dell'Icata di quell'epoca che diciamo era la società che era ben vista da tutta la Sicilia, perché eravamo tutti siciliani. Allora quell'anno là dove siamo riusciti a vincere il campionato DC rimane sempre un ricordo indelebile. E rimane per tutta, penso rimane nella storia quella squadra del Liga. Allora c'era Zeman allenatore. No, No, È stato l'anno prima, più forse. dopo Zeman. c'era Antola come allenatore. C'era Antola, sì. Che prima giocava al Libero, il Topalembo giocava. Bravo. Lo so. Bella squadra. Sì. Vuol dire qualche parola sul Messina? Tante volte abbiamo visto il nome accostato al Messina, ma il matrimonio non si è mai realizzato. No, intanto Messina mi ha fatto piacere perché qualche sera fa siamo stati a cena anche con Giacomo Motica, che non vedevo da tantissimi anni, ed era presente anche Maurizio Miranda, perciò per ricordare quei tempi là dell'Icata. Quindi sicuramente mi fa piacere che Giacomo sta facendo un grande lavoro, e so che non è facile per tanti motivi a Messina emergere anche per questi ragazzi, anche perché la problematica della struttura è importante, e loro non hanno campi dove potersi allenare e dove poter sicuramente dare un contributo maggiore a questa squadra. Speriamo bene. Oggi si gioca ad Avellino, speriamo bene. Nino, vuoi aggiungere qualcosina Cosa di devo questa aggiungere? doppia sorpresa e doppio regalo? Non pensavo che mi portava qualcosa del Milan. Non pensavo E qualche poi- foto, qualche maglia dell'Icata. Ma hai Però- giocato pure in Vicenza, mi sembra, o no? Modena. Modena. Però devo dire, Nino, I già Camerini. la sola presenza di Mister E Era che- a Sappice nel museo è il regalo più bello che potessimo indipendentemente ricevere. se mi portava qualche ciminiera, qualche cosa. La sua presenza è mi onore. No, E anche noi, onorato. Grazie a te. Averlo visto sempre in TV e averlo qua presente è un grande onore anche per noi di Ci siamo Cielo TV. visti a Barcellona, allo stadio da Contes, con il professore Ignazio. sì. Princiotta. Princiotta, sì, una brava persona pure. Ringraziamo Mister Pinerera, Grazie grazie a di voi. Noddonia. E non finisce qui. Sì, Grazie. sì, ok.